biografia per studiarmelo un po', e poi l'ho scritta sul personale, sul profilo personale caratteriale del professore. Si chiama Lo professore Palazzolo. Un giorno di ottobre all'improvviso si aprì una porta dallo celeste paradiso. La Maronna pigliò l'uomo lo cammino, calassò tristezza a tutte per lo suo destino. Partirì con Chiangio quando sappe la sua partenza. Illo che seminava buone maniere e mai sofferenza. Ne parse rubato il professore Pino Palazzolo, come un gabbiano che perde per sempre lo suo volo. Da sta terra dove siamo tutte passeggere, a definire i cristiani e levava tante pene, insegnava e scrivia tenendo tanti amici, e quando ci parlava ti sentivi subito felice. Lo suo cuore era per sua moglie e le sue figlie, ma a tutti dava saggi e buoni consigli e usava lo stesso metro per tutte quante, anche quando la verità era assai pesante. Si commovia la sua terra e mai si disperava. Certe volte ci restava male perché assai si ferava. Diceva spesso con l'armaglina rifide e lucente: da sta vita vale lo rispetto, non siamo niente. E anche se ora splende dallo cielo insieme alle stelle, lo suo ricordo smuove le coscienze come un falare di faide, e delle sue buone azioni e insegnamenti ne facciamo gran tesore, perché in fondo, che fa bene in questo mondo, mai muore.